Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ogni volta che entriamo ormai mi conoscete dalla pubblicità, ripeto sempre le solite cose, ci facciamo un'auto pubblicità anche noi, ospite è Roberto Marcato, l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, avevamo parlato stavamo parlando di economia ovviamente, che la Cina nonostante il Covid ne sta uscendo abbastanza in maniera importante, i dati dicono l'1,3 ma credo siano molto vicini al 3%. E adesso con queste nuove chiusure la gente ha bisogno di soldi, Roberto Marcato. No, bisogna avere il coraggio di dire le cose allora come non stanno. Per nessuno abbiamo fatto bene a mettere quel titolo. Sì, no, avete fatto benissimo ed è azzeccatissimo, non ci sono soldi. Intanto per darvi la misura, allora il DPCM, quello della settimana scorsa, ha messo una copertura finanziaria. Scusi, poi lo continuo, scusi se la interrompo maleducatamente. Sì, lo però fa sempre, Conte, sì, lo faccio sempre, vero. No, il concetto no, perché volevo dare un argomento in più. Conte ha detto che arriveranno proprio in settimana dei soldi. Sì, ma infatti, proprio questo. Allora, Conte ha messo 5,4 miliardi di euro per aiutare il sistema economico. Di questi più o meno il 50% sono i famosi soldi ristori a fondo perduto, sono poco più di 2 miliardi. Quindi 2 miliardi per tutta l'Italia. Siamo fin qua, giusto? 2 miliardi per tutta l'Italia. L'impatto del DPCM in Veneto, nelle aziende interessate dal DPCM, ha un peso di 5,8 miliardi, basandoci su ovviamente PIL 2018-2019. Cioè le aziende toccate dal DPCM in un anno hanno un PIL di 5,8 miliardi. 2 miliardi sono per tutta Italia. 5,8 miliardi è il fatturato delle aziende toccate dal DPCM. Di cosa stiamo parlando? Cioè quei 2 miliardi non servirebbero nemmeno al Veneto per ristorare significativamente la decrescita di PIL delle aziende toccate dal DPCM. I 5 miliardi sono di tutto l'anno, qui si parla di un mese, due, o lei dice i 5 miliardi sono di un mese, due, riesco... No, perché i 2 miliardi servono per dare questi contributi a fondo perduto alle aziende che sono intoccate dalle chiusure. Certo. E devono essere state toccate anche prima, tanto è vero che parlano del 100%, 200%, 300%, 400% del contributo che hanno già ricevuto, ma stiamo parlando di 1.000 euro, 500, 600, 400 euro, cioè alla fine il 400% arriverà a 3, 4, 5.000 euro, ma evidentemente chi fa questi conti o non ha i soldi, e io credo sia la tesi più plausibile, oppure non ha mai fatto l'albergatore, il ristoratore, l'imprenditore, perché ha un ristorante che fattura 100.000 euro al mese, che tu gli dia 4.000 euro, una tanto, a lui non cambia nulla, sono le mance ai camerieri, non cambia nulla, zero. Il dato vero che bisogna avere il coraggio di dire è che sono finiti i soldi, punto. Sono finiti. E quindi? Quindi non lo so, adesso chi è il governo si assumerà la responsabilità di scegliere. Adesso voglio dire, noi abbiamo già speso 100 miliardi dall'inizio della pandemia, in tutto, 100 miliardi. Con la chiusura dell'anno finanziario e quindi contabilizzando un meno 12% di PIL, significa che avremo meno 190 miliardi. Di PIL. Ma questo riguarda l'Italia o anche l'Europa? No, le faccio una domanda. No, ma gli altri paesi però hanno una struttura economica e finanziaria molto più robusta della nostra. Hanno capacità di indebitamento molto più alte della nostra. Hanno entrate fiscali molto più alte delle nostre. E noi abbiamo buttato via anni preziosi sperperando, aumentando il divario fra nord e sud, buttando via centinaia di miliardi in politiche di aiuto al sud che non hanno aiutato nessuno, non hanno fatto aprire un'impresa che sia una. Il sistema economico e sociale di molte regioni del sud è peggiore rispetto a 30 anni fa, quindi vuol dire che si è buttato via un vagone di denaro, abbiamo sprecato anni preziosi e oggi ne paghiamo le conseguenze. Questo è un paese potenzialmente potrebbe essere il più forte al mondo, strutturalmente è uno dei più deboli al mondo. Bene, quindi cosa faremo? Nel ragionamento verrà fuori un'insurrezione popolare? No, lo deve chiedere
che mi auguro lo non deve accada. chiedere a Conte, che mi dicono sia è il politico più amato dagli italiani in questo momento. Beh, al di là di questo però cosa succederà? Perché ognuno ha le sue responsabilità. Io l'ho detto negli anni che cosa andava fatto. Non si è mai stato fatto niente da parte di nessuno, poi devo dirlo, perché le riforme strutturali non le ha fatte nessuno in questo paese negli ultimi 30 anni. E oggi siamo in queste condizioni, però bisogna avere il coraggio di dire: ragazzi, i soldi sono finiti, quel poco che c'è dobbiamo cercare di razionalizzarlo. Come? Per esempio evitando degli errori madornali come quelli di spendere, buttare via soldi sui monopattini, buttare via i soldi sulle biciclette, buttare via i soldi sul reddito di cittadinanza, buttare via soldi su altre amenità che questo governo... Beh, eravate d'accordo che voi con il reddito di cittadinanza la prima volta che siete andati al governo? Attenzione, era un altro mondo. Però eravate d'accordo. Era un altro mondo. Allora, ma se lei mi chiede, bisogna avere uno strumento, un paese civile deve avere uno strumento per combattere la povertà, cioè un padre di famiglia che ha 3 figli, dobbiamo dargli i soldi per comprare il pane a quei 3 figli? Ovviamente sì. Se poi lei mi dice dobbiamo avere uno strumento che paga dei cialtroni che stanno sul divano e quando vengono chiamati e gli viene offerto lavoro questi dicono di no, continuano a mangiare le patatine guardando la televisione e noi gli diamo reddito di cittadinanza, la risposta è no ed è profondamente sbagliato e lì stiamo buttando via miliardi stiamo buttando via. Cosa serviva il bonus per i monopattini in questo momento storico? A cosa serviva? A nulla. Allora intanto bisognerebbe razionalizzare la spesa e dopo in momenti come questi è del tutto evidente che bisogna tirare la cinghia, quindi alcuni sprechi vanno assolutamente, è un momento storico straordinario per fare le riforme che servono a questo paese, la riforma federalista, una riforma vera del lavoro, una riforma fiscale, la riforma della pubblica amministrazione, abbattere a colpi di bazooka la burocrazia. Questo è il momento in cui hai il popolo con te, c'è un momento drammatico di emergenza sociale, economica, finanziaria e della salute, cioè se non lo facciamo adesso non lo facciamo più e invece stiamo qua e facciamo i discorsi all'opposizione, alla maggioranza. Cioè le stesse liturgie che questo paese vede dal secondo dopoguerra, no anzi, da Tangentopoli ad oggi. Va bene, allora però dobbiamo andare nel reale, nel ragionamento che lei ha fatto, sicuramente un ragionamento che ha delle cose corrette, però bisogna andare nella vita attuale. Allora la vita attuale dice che ristoratori, cioè tutte le aziende che dovranno chiudere per via del DPCM, perché come abbiamo detto la salute è più importante, avranno un contributo. Allora lo Stato dice, beh, fermi, le aziende importanti che hanno le fabbriche, tanto per essere semplice il ragionamento a livello manufatturiero e tante altre, rimangono aperte e quelli quindi produrranno e non avranno bisogno delle sovvenzioni statali e quindi è una minor parte che ha bisogno di soldi e nemmeno questa minor parte riusciamo ad accontentarla sotto un profilo economico. No, bisogna dirlo, no, nel senso che non ci sarà il ristoro finanziario che la gente si aspetta, non ci sarà, qualcuno lo prenderà, ma non ci sarà. Anche qua bisognava quelle risorse che avevamo deciso di dare ai nostri imprenditori, bisogna fare una selezione chirurgica. E purtroppo, siccome ognuno di noi ha bisogno del consenso e ognuno di noi è portatore più o meno sano di istanze del territorio, si tira la maglia finché non si strappa. Invece bisogna avere il coraggio di dire, cari signori, quali sono le aziende che hanno sofferto di più in questi mesi? Sono queste, perfetto, io i soldi li dreno tutti quanti là. E all'interno di queste faccio un'analisi, quali sono le aziende che sono in grado di ripartire e li dreno là, ma dirò di più, quali sono le regioni che sono in grado di far ripartire il paese, perché drenare soldi in aree geografiche dove non c'è capacità di reazione sono soldi buttati via. Quali sono le 3 regioni più colpite dal Covid? Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, nella prima ondata. Nella prima ondata. Io fossi stato il governo, avrei drenato liquidità pesantissime in queste 3 regioni.
Primo perché sono state quelle che hanno pagato il prezzo in termini di vite umane più alto, in termini di costi sanitari più alto, ma poi perché sono le 3 regioni più colpite dal virus e quindi economicamente, ma sono anche il motore economico del paese. Io avrei fatto un investimento là zero, soldi a pioggia, perché sono i più facili ed è il miglior modo per buttare via i soldi. Bene, quindi... Ed è irresponsabile buttare via anche un euro in questo momento storico. Bene, lei è l'assessore allo sviluppo economico, cosa farà per il Veneto allora? Cosa ho già fatto io? O cosa ha già fatto e cosa farà se io questo... ho raschiato il barile, ho raccolto tutto quello che potevo raccogliere, ho fatto un piano che si chiama Ora Veneto di 600 milioni di euro, dedicato tutte alle aziende, spaccato in due: una parte sono contributi a fondo perduto, adesso abbiamo finito i bandi, ripartiamo con i bandi nuovi, e una parte di... può dirci questo bando com'è, come sarà? Quello terminato sono proprio... no, quello che farà... adesso partiamo, non anticipo perché non sarebbe corretto, nel senso che dobbiamo ancora definire alcune cose, ma ripartiremo con bandi nuovi. Ma più o meno è simile all'altro? Sì, simile all'altro, sì, sono soldi a fondo perduto per le imprese. E poi c'è il tema del credito, ecco, su questo però apriamo un varco grande come una casa. Io ho messo cifre importanti, ho fatto accordi con le banche di queste cifre per darle ai nostri imprenditori, le banche non le stanno dando. Non perché le banche siano cattive, ma perché le banche hanno dei vincoli. Non stanno rispettando l'accordo. Non tutte, ma non stanno rispettando gli accordi. Ma avete messo nero su bianco? L'abbiamo messo nero su bianco. Adesso faremo le nostre verifiche, però bisogna dire anche, a parziale scusante, che le banche hanno dei vincoli che non consentono di dare questi crediti. Fermo lì, l'ultimo break pubblicitario, continuiamo poi su questo ragionamento tra poco.